non si può avere, se il bianco gioca bene, Mhm. Ustea, no, non vogliamo vincere così, non vogliamo vincere così. Terribile. Fine della puntata, fine della No, ti serie. Ciao a prego. tutti sotto Australiano, l'ombrellone. australiano, ti prego. Benvenuti, amici di Matto Scacco, nel forse ancora ultimo episodio, non lo dico più, di Missione 1000 punti. Siamo qui con Stefano, che oggi, data di registrazione della nostra puntata, sembra il colmo a 999 punti. Veramente, se oggi incontriamo quello forte, basta una patta, eh? Io giocherei per pattare. Per pattare. Oppure uno che ha 500, Esatto, esatto, vinco. esatto, esatto. Però se patta lui poi è un casino. Eh. Bene, io direi, vuoi dirmi qualcosa? Altrimenti andrei a vedere l'ultima partita che hai fatto perché sono curiosissimo. Volentieri, no, possiamo vederla. Questa settimana ho fatto soprattutto giornaliere, partite rapide ma senza punti e poi siccome l'ultima volta eravamo tornati un pochino indietro di punti, ho detto fammene fare una con... ho abbassato il rating, Ok. volevo solo avere quei punti da non arrivare a 1000, ma infatti 999 proprio perfetto. Bellissimo, bellissima. Cacchio, il tuo avversario tra l'altro ha... adesso condivido. Cioè, avrai anche abbassato, diciamo, il livello dell'avversario, ma a 1130 punti. No, questa era senza punti, era una partita senza punti questa. Ah, ok, 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 E ok. ti ho mandato perché sono andato con la regina in H4. Ok, oh, bellissima, 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 bellissima. Vediamola, vediamo, partita senza punti. Comunque, insomma, se batti i 1100 vuol dire che i 1000 sono meritatissimi, quindi arrivano, solo questione di tempo. Cavallo C6, ottimo. F4, cavallo F6, tutto, tutto eccezionale. Ok, qui non mi ricordo se l'avevamo già detto, ma te lo dico, migliore alfiere G3. Sì, me l'avevi detto, ma io me lo sono Ok. dimenticato. Sì, no, semplicemente così fai sviluppare la regina gratis, tutto qui. E su questa qui, ovviamente su questa si cattura con H e questa struttura qui è favolosa per l'arrocco in realtà. Anche se non arrocchi, però anche se arrocchi, è vero che togli la colonna dalla colonna semiaperta, ma va bene anche se arrocchi. Ok, quindi due, ottimo. Bravissimo, che hai fatto subito la spinta prima di arroccare. Bene, minaccia di matto. Eccola. Ok. Ok, adesso penso che vuole venire a darti qualche fastidio alla Mhm. regina. E beh, questa casa vince. E tra l'altro gli impedisce anche a lui di Sì. venire qui. Perché lui andando via col cavallo ti ha lasciato proprio questa casa. Quindi questa è ottima. Ok. Vuole Ah, mettere il ok. cavallo lì, l'ha Ok, messo. ok, ok. Eh sì, questa è un po' una fregatura. Nel senso che tu hai dovuto perdere questo bellissimo cavallo. Vediamo Mhm. se intuendo il piano si poteva evitare. Ma no, 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 secondo me, beh, doveva andare così, doveva andare così. È andata così, l'alfiere lì, torre che punta sul pedone arretrato. Ok, ci sta il raddoppino. Bellissimo, punti sul pedone arretrato e inchiodatura, quindi sicuramente questo cadrà nel momento in cui metti tre attaccanti, c'è l'inchiodatura, bisogna fare molta attenzione a B5 e se tu metti questo C4 perdi questa diagonale importante, però... Mhm. Ah, infatti è andata così, però lui perde il pedone proprio. Bella. Ok, occhio che questo è sospeso, questo pure. Mhm. Ecco, tipo forse adesso c'è alfiere C4 con attacco su questo sospeso e attacco su Aia. questo. Forse c'è. Che se te la faceva... Vediamo se c'era qualche intermedia che ti poteva... no, sa di no. Almeno così così non la vedo. C'è lo scacco, ma guadagna un pezzo lui. Occhio, occhio, avere un sacco di pezzi sospesi che succedono sempre queste cose.
E però d'altronde tu dici che cacchio facevo qua? Questa l'avrei fatta, sto scacco qui l'avrei fatto tutta la vita, su questa sì avrei cambiato. Forse potevo prendere con la torre. Allora, Avessi no, preso con sai la perché torre, no? Anzi, forse sì, scusami. Sì, sì, che perché c'ha la minaccio la regina regina. sotto. C'ha la regina sotto, sì. E poi c'è lo scacco anche di scoperta, quindi... Sì, allora la fregatura è che se lui... Ah sì, sì, è vero, è vero. Che tra l'altro, scusa, questo è un doppio a tutti gli effetti. Sì. Mm, mm, mm. Sì, sì, Ok, sì, ok, sì. c'era. Però anche questa, col più uno, sì avrei cambiato. E avrei giocato tranquillo. Nel momento in cui ti prendi questo e vedi che questo è sospeso, quello è sospeso, sesto senso dice che qualcosa succede. Fortuna non l'ha vista, ok, adesso hai solo un pezzo sospeso ed è gestibile. Cambio, va benissimo tutto, ok. Adesso è il momento di aprirsi una via di fuga per il re, perché quando non ci sono più le torri qui è sempre quella. E infatti credo che So abbia messo la regina sulla colonna aperta adesso. Credo. ok, va benissimo. Tanto l'unica strada dove lui può entrare è questa colonna, no? Sì. Ti faccio una domanda. Se tu dovessi alzare adesso un pedone per creare una via di fuga, quale alzeresti? F, G o H? Beh, F non è una via di fuga, Sì, è vero. quindi ho il 50% di probabilità Allora, lui ha l'alfiere chiaro, quindi H. Ok, ok, sì. Ah, penso vada bene. Avrei detto forse G perché anche tu hai l'alfiere chiaro alla Ah, fine. giusto. Però, no, penso che vadano bene entrambi. Sì, sì, va bene anche questa. Va bene, l'idea di cambiare, lui vuole entrare, va benissimo, così ti unisce anche il pedone, c'hai il pedone passato. Mhm. Vediamo se lo fa, non lo fa giustamente, giustamente, ok, ok. Occhio a lasciargli sempre l'entrata, a parte che mal che vada c'hai anche re F1, mal che vada per non farlo entrare. Ok, scoperta, Mhm. scacco di nuovo. Bene. C'hai più 3 comunque. Non hai un pezzo in più, ma hai 3 pedoni in più. Mhm. Quindi qui solo da gestire il vantaggio, qui obblighi il cambio. Ottimo. Bene. E se non toglierai mai la donna da questa colonna, non ti succederà mai nulla. Bravo, via di fuga, bravissimo. Ok, qui c'è l'entrata. Sì. Vediamo. Bella. Mhm. Facile. Ok, voglio vedere come ti sei gestito il finale. Bello. Bello. Sì, giusto. Ok, direi che bella, bella. Molto bella questa E partita. poi ho abbandonato io. Ah, hai abbandonato tu? Sì, perché il genio lasciava scorrere, cioè a questo punto con due Ah, regine ha iniziato a lasciare scorrere il tempo su una partita senza punti. eh Che sì, senso guarda, ha lasciare scorrere il tempo su una partita senza aveva punti? 4 minuti e 29 e qui 1 minuto e 04. Ah. Che genio. Ma vabbè. Cioè l'antisportività dell'antisportività. Cioè non ha senso neanche segnalarlo perché dice era una partita senza punti. E poi gli altri che mi fanno impazzire, non vorrei offendere nessuno che ti segue, però alcuni, tipo in situazioni così, ti chiedono la patta. Ma perché ti devo dare la patta se hai perso? La Sì, patta ci te la do se provano. c'è un misclick, se c'è un errore, te ne devi boh. Vabbè. Va bene. Ste, bella partita, veramente. Cioè, se la rivedo, dirti errori o cose varie. Sì, l'unica Beh, imprecisione, non è un errore, è un'imprecisione. Anzi, vediamo, scusa, attiviamo sempre il motore perché io non è che ho sempre ragione. Allora, qui lui, come avevamo visto anche con l'altra volta, il motore ti dice di far finta di nulla perché a lui questa doppiatura non spaventa. Però vediamo tra le due, tra questa e questa, quale... Allora, adesso siamo
ha un più 0,32. Dopo Mhm. questa, ops, scusami, siamo un più 0,30 circa. Dopo questa, leggerissimissimissimo impercettibile vantaggio del nero. Vediamo su Alfiere G3. Ok, sta meglio Alfiere G3 perché non vedi che si colora di nero nulla. Quindi ricordati questa cosa qui. La fregatura di Alfiere G3. Ah, se lui ti cattura siamo le persone più felici del mondo perché ha detto che questa struttura è straforte. La fregatura è che lui può tenersi l'alfiere e giocare questa. E tu perdi l'alfiere per il cavallo. A cui ti suggerisce di provare a tenerlo con alfiere H4. Ok, alfiere H4. Lui o mette così, a questo punto credo che ha senso cambiare gli alfieri. Oppure, vabbè, se ritorna col cavallo c'hai l'inchiodatura gratis. Ma se toglie la regina su questa, ovviamente F6 non la prendo neanche in considerazione. Se toglie la regina, ok, c'è cavallo e 5? Che cosa? Ah, ok, 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 perché questo è sospeso. Eh, ehm, che succede con cavallo e E 5? c'hai un attacco doppio a Ah, tutti gli effetti. Quindi, come fa a salvare tutte e due? Ti deve catturare qui. mhm. Lui non ha più il ritorno, non ha più il ritorno. Quindi, ammesso che si cattura questo pedone, perde poi un pezzo secco. Wow. Eh. Vabbè, il motore vede cose che noi umani. Però sì, sì, Alfiere G3 e su questa manovra dove lui prova comunque a prendere, cioè Alfiere H4 molto carina. Ovviamente F6 non l'ho neanche presa in considerazione perché sappiamo che F non si muove mai, se si muove di 2 e se lo muove di 1 toglie appunto la casa di ritirata del cavallo. E qui penso che con G4 ho già perso il cavallo, per esempio. Mhm. Questa imprecisione, ma veramente stiamo parlando di bottigliezze millimetriche. Qui tutto perfetto. Donna H4 molto carina, bella, bello tutto. Qui hai trovato il punto debole, che spesso e volentieri è questo nel colle. Qui piccola, come si dice, piccola ingordigia di prendersi anche questo pedone. Per il resto, bene. Hai giocato solido, ecco. Proprio, cioè anche qui, quando comunque rischiavi non il matto, ma comunque le rotture di scatole, hai trovato sempre il modo per gestire la situazione. Hai cambiato e qui hai trovato il modo per cambiare anche le donne. E qui sei stato molto bravo. Molto bravo. Bello, bello. Questo. Bene. Ste, proviamo a fare la partita della vita? La partita della vita. Proviamo. Vai, ti puoi condividere lo schermo se vuoi? Allora, eccoci qua. Dai amici, fate il sostegno per noi, lasciateci un paio di commenti qui sotto che siamo carichi, siamo gasati. Sento nell'aria profumo di mille. O la va o la spacca. Esatto, esatto. Se riesci a mettere anche Speriamo che. tutto schermo e a punti, vero? Nero, Sì. nero di nuovo. Ah, credo. Sì, sì, sì. Ah, 8 ok, sì, punti. c'è scritto, ok. 8 punti, lui è un Perfetto, 1001, perfetto. quindi ci siamo. Avete 2 punti di scarto. Sì. O se la vinciamo con la trappolina. Ah, No, niente, 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 niente niente. trampolina. Ti dico che col nero sono ancora in difficoltà, cioè Sì, non sì, ho perché ancora non le idee abbiamo chiare. ancora. Ok, per esempio, qui sono sempre indeciso se uscire qua. Aspetta, lasciami concentrarmi, mi sono appena svegliato. Vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Ok, cavallo, qui no perché mi chiudo subito l'alfiere. Eh, Lui per ora si è aperto questo alfiere, può venire qui, ma non è un'inchiodatura per il momento. Forse uscirei prima con l'alfiere, però credo che l'altra volta mi sono trovato in difficoltà.
Gioca semplice, se non hai voglia di pensare a cose, gioca semplice. Ok, questa non può essere sbagliata. Purtroppo da nero, diciamo, non si può avere lo sviluppo ottimale, ideale del bianco, no? A volte un alfiere deve rimanere chiuso, cioè se pensi anche a difese gettonate utilizzate anche dai super grandi maestri, difesa francese, nella francese l'alfiere campo chiaro rimane quasi sempre brutto per tutta la partita, no? Perché se il nero ha un tempo in meno, non si può avere, se il bianco gioca bene, Mhm. Ustea, no, non vogliamo vincere così, non vogliamo vincere così. Terribile. Fine della puntata, fine della No, ti serie. Ciao a prego. tutti sotto Australiano, è l'ombrellone. australiano, ti prego. Ti prego. Ma comunque ho scoperto che veramente i canguri fanno a botte coi pugni, Ma di brutto è coi e piedi. coi piedi, poi si tengono con la coda in equilibrio. Ma che storia. No, no, ti prego, non farci questo. Perché tra l'altro sull'ICES, se non mi sbaglio, quando succede una cosa del genere, puoi richiedere, cioè ci esce un pulsante con scritto richiedi la vittoria e l'altro non mi ricordo cos'è. Invece qui è automatico, cioè qui scaduto il tempo ti assegna la vittoria a te, mentre forse sull'ICES per sportività puoi anche, diciamo, non Mhm, assegnarti la vittoria. sì. Ma lì c'è sa Funzionalità. qualcosina, qualche Sì. funzionalità in più. Anche il fatto che puoi chiedere di annullare l'ultima Bravo, mossa è bravo, bravo. geniale, scusami. Sì, 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 no, ci vuole soprattutto perché comunque errori di mouse e cose varie, cioè, Ma ci possono essere. No, ti prego. che brutto! No, magari sono poche mosse, non. Boh, non lo so. Non so, L'imp- posso, posso abbandonare io, però... 3, 2, Due. Capodanno, 1. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Fine. Eh. Terribile. Se sei d'accordo, farei un'altra partita, l'abbandoni alle prime mosse, così ritorniamo più o meno al punteggio di prima. Ok. E così magari fai 6-7 mosse e poi l'abbandoni. Fai tutto pre-move e chi se ne frega. Vabbè, sempre un più 8 questo. Lo stupisco. Adesso starà a pensare un po', eh. Mamma mia, adesso Ha detto chissà. questo è un genio. Ma io mi diverto tantissimo quando devo perdere le partite apposta così. Prova a fare tutti i pre-move che vuoi, tipo cavallo, pedoni. Inizia a fare 5-6 mosse di pre-move e prova a vedere se queste mosse poi si avverano. Quindi una, vai, fai altre mosse. Sì, fanne altre. Sì, vai, e l'altra ancora. No. Pedone cattura. Vai di altre. A un certo punto se vengono annullate perché è successo qualcosa che non puoi più farle. Vai, continua, ok? Sì? Wow. Ma se va davvero tutto così che non ti succede niente, hai vinto. Hai tipo 14 mosse programmate. Ma lui sta pensando E adesso lui, di... e lui ha detto questa Questo è tecnica matto. mortale qui del re al centro. Lui è indiano, dice, ma questi italiani hanno uno stile di gioco. La dobbiamo vedere? Vabbè, direi che se vuoi puoi Abbandoniamo. anche Sì, arrenderti. abbandoniamo, dai. Niente, gli hai risolto un problema, dai. Ma magari la Ok. rivincita ci sta, vuoi provare a fare rematch con lui? Ah. Tanto lui accetterà perché pensa che sei un imbecille e quindi accetterà subito. Sì, ha Oh, accettato. dai, onesta, onesta. Tra l'altro sei a 999. E... Wow, Vuole perfetto. chattare, aiuto, aiuto. Vuole chattare il tuo avversario.
Che cosa è successo prima? Ah. Meglio che non lo sai. No, no. Allora, ti ricordi l'impostazione che avevamo detto nelle partite di donna? Cavallo qui, Sì? questo, alfiere Benissimo. qui. Arrocchi e poi ci pensiamo a tutto ciò che arriva. Bene, bene, bene. Sì, cos'era successo? Troppo difficile da Trovo spiegare. che esatto, esatto. In inglese poi Poi... a quest'ora del mattino. Ok, lui esce con le alfieri, eh? Sì. Sì, questo è proprio diciamo, il sistema Londra. Alcuni mettono prima il cavallo, alcuni invece impostano gli alfieri così. Fa parte dell'apertura. Non c'è un modo, diciamo, per punire questa uscita sconsiderata di alfieri anziché di cavalli. Sai che il sistema di Londra è praticamente uguale al colle, solo che l'alfiere Camposcuro è lì. Quindi quello che ti devi aspettare è che lui metterà il cavallo in F3, l'altro cavallo davanti alla regina, pedone C3. Quindi lui farà il nostro amato colle praticamente. Mhm. Quindi, siccome lui è già uscito con questo alfiere, forse l'idea è poi di alzare questo pedone e andare con la regina qui per minacciare il Sì, sì, pedone. Però sì, tutto, intanto... tutto con calma, perché comunque sei sempre il nero, è quello il problema. Mm. Sì, secondo me è così, non hai rischi particolari. Sì, sta continuando lo sviluppo. Bene. Vediamo se arrocca anche lui o sviluppa l'altro cavallo. Mhm. In D2 lo dovrebbe mettere davanti alla regina, se vuole fare il sistema Londra classico. Se lo mette in C3, Qui? eh sì, se lo mette lì è un errore, no? Classico, tipico. Ok, anche questa è una mossa tipica del sistema di Londra. Secondo te perché? Che senso ha quella spinta? No. Scusa, forse Niente. ha paura che arrivi col cavallo qui, Ah, più che oppure quella, dammi un'altra giustificazione, secondo te, perché uno può fare quella spinta lì? eh, ritiro per Bravissimo, l'alfiere. bravissimo. Se gli attacchi l'alfiere con cavallo H5, lui anziché perdere l'alfiere c'ha una via di fuga. Ok, fammi capire. Sistema Londra quindi è un sistema, È un sistema, sì, cioè sì, 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 sì. è Mosse come il colle. prestabilite, esatto, esatto. Va bene. Allora, tornando a noi, Sì, c'è sempre questa spinta qui che fra l'altro sì. adesso potrei fare, però sposto due volte l'alfiere, mentre... Sai che non mi ricordo questo cavallo? Credo che vada qui. Sì, va bene anche lì, va bene anche lì. Sì, sì, sì. Bene lì, va bene in C6, va bene. Ok, sì, sta Ah, sì. continuando il Londra. Allora, il mio dubbio è su questo alfiere, che è praticamente bloccato. Mi sto chiedendo come farlo uscire. Mhm. Eh, se voglio continuare con l'apertura, che devo continuare con l'apertura. Quindi il mio dubbio è sicuramente penso che vada in fianchetto perché qui non c'è altro Sicuro, spazio. sicuro, sicuro come l'oro, sì. E d'altro canto mi chiedo, fare prima questa o fare prima questa? Forse, forse prima Va questa. bene, va bene. Sì, forse C5 era un attimino preferibile, ma intanto ci ha fatto l'in bocca al lupo per Sinner a Wimbledon. Simpatico. Gra- Grande, grande. Ma non è che adesso perché fa il simpatico saremo clementi con lui, cioè, che sia ben chiaro. Vado. Giusto, 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 giusto. È giusto. Avete ancora tutti i pezzi in gioco, c'è molto traffico sulla scacchiera, state completando lo sviluppo. Lui ovviamente, essendo il bianco, ha già mosso tutti i pezzi leggeri, a te manca ancora l'altro alfiere, ma Mm, mm, mm. Sai che purtroppo era meglio, forse era meglio farla prima questa, perché potevo anche uscire con la regina. Adesso la Ah, regina... ok, 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 sì.
Sì. Adesso per metterla qui, la regina su questa colonna è... No, no, certo. Sì, sì, sì. Ok. Lui però non si è alzato questo. Lo farà adesso, credo. Eccolo. Ecco. Eccolo qui. Cioè, sto ragionando da colle, ma al contrario. Cioè, quando io ho il colle, cosa Cosa sbaglio a non farei? fare? Ok. Quindi questa di solito quando ho il colle abbiamo detto che è vantaggiosa Bravissimo. per il bianco e io Bravissimo. non gliela faccio, quindi. Bravissimo. Quindi direi l'alfiere va in fianchetto, questo è poco ma sicuro, ma sto pensando come far uscire la regina per andare qui su questo pedone, ma Ok, adesso è veramente intanto difficile. passiamogli la palla, tanto questa va fatta, e così magari ragioniamo sul suo tempo. Fare uscire la regina è un casino, perché quell'alfiere camposcuro suo è veramente un mostro, controlla Mm, quella mm, mm, mm. diagonale perfettamente. Sì, dovrei fare così, così, Eh e sì, no, no, è impossibile, qui non un posso po' troppe andare. manovre, sì, un po' No, troppe manovre. vabbè. Va bene, continuiamo a giocare solidi che poi qualche cazzata la farà lui. Così, diciamo, è una struttura perfetta. Cosa farà Ok. lui? Deve mettere in comunicazione le torri? Toglierà la regina? Mhm. Regina N2? Sì, non conosco poi, Sì, probabilmente... molto simile. E2, C2, C2 anche. Deve mettere in comunicazione le torri, almeno questo è quello che dice la teoria, eh. Poi... Mm, mm. E io pure. E tu sì pure, però non sempre è possibile, come in questo caso. Come in questo caso. Qui non si può. Ok, pensiamo tipo se tu volessi migliorare il posizionamento di un tuo pezzo, quale pezzo secondo te non è granché in questo momento? Perché anche migliorare un pezzo è un piano di gioco, no? Se tu vedi un pezzo tuo che è un po' sacrificato, Mhm. c'è qualche pezzo che non ti piace? La regina? Sì, Regina, sicuro. E di quelli che hai già mosso invece? Cioè, per ora questo cavallo non fa niente, a parte proteggere questo cavallo, però non può neanche andare, non può andare qui, non Sì. può andare qui, non può andare da Forse nessuna ecco, parte. l'unica cosa che fa appunto è dà un'occhiata alla casella E5, quella che hai evidenziato, Sì. poi magari non può saltare col cavallo, oddio, può comunque. Ok, torre in C1. Mi viene da pensare che voglia fare questa spinta qui, Probabile che ce l'ha in mente. perché se Ti lui ricordi cosa spinge... dicevamo quando ci sono i quattro pedoni che si guardano sulla casella D e C? C'era un principio, diciamo così. Casomai la fa, poi magari non la fa. Però quando ci sono i pedoni D e C che si guardano a quadrato, Quindi se fa questa. sì, bravo. Cosa dicevamo? Nelle scorse puntate. L'abbiamo detto forse una volta, velocemente. Ci sta che... Vabbè, non ce ne preoccupiamo, vai Non tranquillo. so, non so cosa dicevamo. Calma e sangue freddo, Quello, dicevamo. quella è la base. Ok, Vai, allora gioca iper dicevamo, tranquillo, fai la sì, tua partita. dicevamo di migliorare qualche pezzo. Questo l'alfiere pure, però anche l'alfiere Sì, ha solo questa e lo perdo. sì, Lui potrebbe andare, però lui sta bene qui in fianchetto. sì. Non ho nessuna idea. Forse inizierei a centralizzare le torri oppure mettere la regina qui e poi la porterei qui su. Non mi viene in mente altro. Ehm, Questa spinta abbiamo detto di aspettare. Vediamo un Sì, attimino sono d'accordo. se c'è fretta. No, non c'è fretta, quindi.
Ok, gioca solido, tranquillo. Guarda, ti dico che io per ora muovo la regina, non l'ho vista quella che dicevi tu di Tranquilla. migliorare un Allora, pezzo. ti dico ad occhio che questa non mi fa impazzire che ti sei messo a raggi X sulla sua torre. Questa è l'unica cosa che non mi piace di questa mossa. Mm. Sei a ultra raggi X, ma comunque sei a raggi X. E a scacchi ho capito che poi succede. Ho capito che i raggi X succedono sempre poi. Mm, mm, mm. Partita stra affollata, ci avete tutti i pezzi in gioco. Vabbè, ci sta, Sì. siamo ancora alla 10ª mossa. Però tu gioca solido, non fai impazzire lui. Nice position, ha scritto. Vediamo se lo scriverà quando sarà in vantaggio tu. No. Mi sembra di capire che si aspettava qualcosa da me. Poi dopo in analisi ti faccio vedere contro il Londra come il nero dovrebbe impostare una difesa. È Mhm. molto simile a quella che hai fatto, quindi vai tranquillo. Cioè, veramente quella regina Eh sì, sì, può andare qui, ma è totalmente inutile. Poi da qui sì, non si può più muovere sì, 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 sono nessun. d'accordo, sono d'accordo. Allora, questa spinta non la posso neanche fare. Esatto. Sì, sì, tu pensa sempre alle fatidiche 40 mosse, siamo a mossa 11, quindi ha voglia di fare mosse. Ah, ma tocca a noi, perché lui ha mosso Sì, l'altra torre, eh. Ha tocca a me, sì, sì. centralizzato l'altra torre. Non ci siamo mangiati ancora niente. Pensando un attimino a centralizzare le torri, anch'io, non saprei sinceramente, ma per ora la metto qui. Va bene. Forse dopo. Carina, carino come piano, carino come piano. Perché se mi cambio le alfieri almeno poi posso uscire, ho un po' di aria sulla Carino, regina. carino, carino. Sì, ci metti un po' di tempo, però l'alternativa è che cosa faccio se no? Quindi è un piano di gioco questo a tutti gli effetti. Vediamo lui. Vediamo lui è finito, cioè tutte le mosse, anzi l'ultima mossa che può fare ancora senza far nulla è muovere la regina da qualche parte. Ok, questa sai dare una spiegazione a questa ritirata del alfiere? Un po' improbabile. Cioè io al posto suo farei questa cosa qui, regina Esatto, davanti vuole fare all'alfiere. quella. Fa la batteria donna e alfiere con minacce di matto che ovviamente per ora c'è il tuo cavallo che para. Se ti elimina il cavallo c'è l'altro cavallo. Mhm. Quindi il bello di avere due cavalli collegati è che in teoria il punto H7 non teme. Quindi sì, credo che voglia fare quella anch'io. Mi viene da pensare però se lui poi spinge questo pedone qui, Ok. perché lui poi vuole scacciarmi il cavallo con. Sì, allora glielo devi catturare tutta la Per vita. forza. Catturare, poi lui ricattura col cavallo. A quel punto, se io ricatturo col cavallo, lui può prendere con la regina, viene qui, e io poi rimetto il cavallo qui. Ok. Sì, a parte che è sempre l'alfiere in B7, che è fortissimo. Allora vado. Vai, mossa 12, tutti i pezzi ancora in gioco. Mhm. Ma queste partite così posizionali fanno impazzire, mi piacciono da morire, mi piacciono da morire. C'è chi le odia, chi gli piacciono più le cose Mhm. tattiche. Eh, Eccola.
Ok, quindi io adesso mi aspetto Tu tantissimo quanti questa... difensori hai su quel punto lì? E 4. 3, 2, ho detto una cavolata. Ah no, 3, c'ho 3, anche 3. l'alfiere, hai ragione. Cavallo, Sì, sì, pedone e sì, sì. alfiere. Sì, 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 sì. E E lui 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 ha... ne ha 4, ma la sfiga vuole che il suo terzo, perché lui ha torre, cavallo e donna. La sua Mm, mm, sfiga è che c'ha torre e donna, che sono due pezzi pesanti, che abbiamo detto che conta anche la qualità dei difensori e degli attaccanti, no? sì. Quindi poteva averne anche 19, ma il fatto che ha la donna e la torre lì in prima linea, non gli conviene sacrificare la donna e la torre lì. Però se lui spinge, Sì. io prendo. Sì. Lui va di cavallo, Lui no? va di cavallo, io vado di cavallo. No, io Sì. non vado di cavallo, forse. Vabbè, se vai di cavallo cosa fa lui? Cioè, se vado di cavallo, lui può prendere con la torre. Se io riprendo con l'alfiere, lui mi prende l'alfiere e ha preso 2 pezzi in cambio della torre? Mi sa che sto sbagliando i calcoli. Facciamo che faccio il mio piano. Ok. E, Due pezzi per la e- torre, però lui ti aveva dato anche il cavallo, eh? Lui ti aveva dato anche il cavallo di 2 Mm. in tutto ciò. Quindi alla fine te ne esci fuori con la qualità secca. Poi chiaro, rimane l'attacco. Eccolo qui. Qual è il suo piano? Mhm. Sì, sì, lui vuole mangiarmi qui. Io vengo qui Esatto. con il cavallo e poi è l'unico cavallo che protegge Ok, sì. H7 Vuole e, continuare e me a, lo a fa romperti giocare le lì. scatole, sì. Mamma mia, ma perché abbiamo fatto di mattina? Per far durare di più la serie, Ste. Mi si- Ok, non ti distraggo più perché abbiamo la metà del suo tempo. Ok, allora fammi calcolare un attimo. Lui mi mangia, io vado qui col cavallo, poi lui spinge, io mangio, lui mangia col cavallo, io rimangio col cavallo, lui mangia con la torre, io gli mangio la torre, lui mi mangia l'alfiere, quindi a quel punto io ho perso 2 cavalli più l'alfiere e lui ha perso l'alfiere, il cavallo e la torre. Giusto. Quindi ho una qualità. Sì. Ho una qualità, ma mi ritrovo con la sua regina in batteria con il suo alfiere qui. Ok. E a quel punto poi temo, temo che dovrò Sì, fare quella va questo. fatta, ma quella non fa più Eh, paura perché lui non ha più l'alfiere camposcuro. Va bene. Capito? Quindi sì, è un indebolimento della posizione, sono d'accordo, ma lui non ha più l'alfiere camposcuro, quindi... Ok, in tutto questo, quindi non mi devo troppo preoccupare di questa spinta, però non so più cosa fare io adesso. Fai una Quindi, mossa da, no, da questa non passo. la posso fare perché abbiamo detto che poi dovrò fare questa. Bravo. Quindi, Quindi fai una mossa inutile, proprio d'attesa. Questa può essere una di quelle. Vediamo se ha il coraggio di fare quello che vuole fare. Vedi, anche fare a volte delle mosse d'attesa così, capire quando c'è da fare e quando c'è da aspettare, questa è anche una difficoltà, no? mhm. Un'altra mossa d'attesa secondo me poteva essere spinta del pedoncino in A6. È vero che avrebbe indebolito un po' B6, ma c'è un'altra mossa che non è che ti sconvolge troppo la posizione. Ok, sta andando come hai previsto, con le tue 1000 frecce, sta andando proprio così. 2000, 2000 calcoli. Però sei stato bravo perché hai calcolato tutto davvero. Quindi andrà così, se ha fatto quello andrà così. Ok, lui non ha più l'alfiere camposcuro, come dicevamo, quindi quando tu in futuro giocherai G6 è vero che avrai le case scure e deboli, ma non ha più l'alfiere per potersi insidiare lì. E tu ce l'hai l'alfiere, quindi Mm, mm, mm. mal che vada,
Tu potrai mettere il tuo alfiere in fianchetto. Ah, sì. Cioè, Sai che era meglio questa come mossa di attesa invece di spostare la torre? Mettevo l'alfiere qui e poi era più facile andare qui in fianchetto. sì, Vabbè, sì, sì, va veramente. bene. Cioè. Facile adesso. Esatto, esatto. Ok, devi fare quella spinta lì, credo. O forse sta calcolando anche lui e sta vedendo che ci perde la qualità. O magari non la vede, eh. Cioè, nel senso, a volte vince il giocatore che c'ha il calcolo migliore. Mhm. Non l'ha Non l'ha fatto, non fatto, l'ha ok. fatto. Ok, questo è un invito a mangiarli qui, perché poi lui mi scaccia il cavallo e mi dà mangia Bravissimo, qui. bravissimo, bravissimo. Che fetente. Sta provando tutte, eh? Perché secondo me ha calcolato che perde la qualità e non vuole, Sì, e quindi ok. Io ovviamente non glielo mangio quel cavallo. ovvio. Sto pensando se adesso venirmene qui con l'alfiere o se non ha più senso. Forse ha comunque senso. Sì. Ma vediamo un attimino il cavallo. Qui non può venire, qui non può venire, qui per ora no, e qui pure, ok. Ok, hai messo l'alfiere lì perché poi in futuro lo vuoi mettere in fianchetto, giusto? Sì, No. Ok. sì, 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 sì. Cioè, forse non ci stava neanche più questa cosa del fianchetto, visto che è venuto qui col cavallo. No, beh, secondo me, ti dico, secondo me la spinta G6 magari prima o poi la farei proprio per scongiurare quell'attacco di matto lì, quindi è una spinta che credo che prima o poi la farei, anche perché sennò devi tenere il tuo cavallo a vita lì, capito? Invece se Mm, tu mm, vuoi mm. liberare il cavallo, credo che G6 prima o poi ha senso anche farla. Ok, lui ha mosso l'altro cavallo. Che poi non è più matto in questo momento, però comunque darebbe molto molto fastidio. Cioè, se lui viene qui si prende solo il pedone, penso. Se non ci fosse il cavallo, ovviamente. Sì. Va bene, ho poco tempo Ok. e molte poche idee. Quindi adesso io forse, adesso vediamo cosa fa lui, ma forse me ne vengo veramente qui in fianchetto. Ok, la sua ultima mossa ti eri dato una spiegazione. Ha giocato cavallo F3. Mm. Cioè, ho visto solo che non... Se viene qui... Ah, perché se viene qui Mette attacca... tre attaccanti lì. Ok, per fortuna non l'ha fatta. Il perché di questa mossa? perché mi vuole attaccare il cavallo qui. Quindi mi attacca il cavallo qui, io poi glielo mangerei E cade. e lui fa Ok, questa. Quindi penso che questa ottimo, sia... ottimo. Adesso il cavallo non è più sospeso perché c'è l'alfiere che lo tiene. Quindi credo che ce la siamo abbastanza scampata. Mhm. Qualcosa mi dice che occorre tornare un pochettino in difesa con i nostri pezzi, perché scampata, ma comunque lui ronza attorno al nostro re. Quindi quando saremo salvi completamente, poi penseremo anche a un piano per noi. Al momento stiamo giocando difensivi e ci Mhm. sta, siamo il nero. Ok, sì, con quei pedoni sul bianco penso che tu sia in una botte di ferro. Lui l'unico ingresso che ha con lo scacco in H6 di cavallo, però penso sia abbastanza innocuo. Ah, questa. Sì, Ok. però una volta che ti dà scacco, anzi, se sali con re gli minacci anche il Sì, cavallo, quindi sì, sì, sì. mm, è innocuo, è innocuo. Se non dovesse mangiare lui il cavallo, adesso perché vedo che ci pensa, sto pensando di mangiarglielo io. Sì, penso che... Sì, gli viene un pedone doppiato qui che non mi dà particolari problemi. Io poi ho sempre l'alfiere qui in fianchetto.
Va bene, ho poco tempo, eh. Eh sì. Sì, se riesci a recuperare un po' sarebbe ideale. Mm. Quindi se ti mangia il cavallo, premuovo subito di alfiere. Se lui fa una mossa tipo inutile, gli mangi il cavallo, abbiamo deciso? Se tipo fa, che ne so, una mossa di pedone qualsiasi, così risparmi tempo. Sì, Ok, quindi se lui fa sì. una mossettina del Kaiser tipo A3, tu gli mangi il cavallo. Sono indeciso perché anche mettere il mio cavallo qui Mhm. non è male, però... Anche quella sì. Ok, Beh, subito. ah, A abbiamo posto, a posto. Abbiamo recuperato un po'. Bene. Sì, quella può essere una mossa automatica che puoi fare senza troppo pensare e ha senso. Può avere senso, sì. Ok, quello che avevi detto tu, quando c'è Bravissimo, bravissimo. questa struttura, lo sta Bravissimo. facendo lui. Ma segue anche lui i nostri video, quindi. Ah, meglio di me li segue. Ok, è un problema quando fa questa cosa qui. È un problema. Altro che vorrei migliorare di posizione, questo alfiere. Mm. Niente, Vai, vai, sì, abbiamo bisogno di giocare abbastanza veloce, a costo di non fare la mossa migliore, ma dovremmo cercare di evitare di toccare il minuto, ecco, questo mm, mm. sarebbe meglio evitarlo. Ok, continuerà quella spinta di quel pedone, 100 a 0, cosa fai? Sai che era meglio mettermi qui con la regina e minacciare forse... Boh, no, Vabbè, ci no, poteva tanto stare. l'avrebbe spiato e se lo spinge tanto. Allora, se lo spinge, io non credo di... No, non glielo mangio Bravo. assolutamente, e piuttosto aspetto che lui o Sì. mangia e lì mi sta bene, oppure se spinge qui me ne vengo qui dietro con l'alfiere. Mhm. Cioè, non vedo altro. Quindi a questo punto forse migliorerei la regina. Mhm. Ok. Mm, 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 mm. Sì. Ok, abbiamo risparmiato tempo anche a sto giro. Se ti cattura, con quale pedone catturi? Cioè, sarebbe giusto questo, credo. Però d'altra parte con questo mi apro la colonna per la torre. Qual è la risposta giusta? Ce n'è solo una? Sento la tua voce che mi dice questo. È bravo, è quella, E sento, è la e mia sento la, voce. e sento la mia voce che mi dice fai con quell'altro. I principi sono sempre quelli, sono sempre Sì, quelli. sì. Anzi, in realtà non può neanche spingere perché lo Esatto, perde. Ok, perfetto. esatto. Sarebbe il regalo. Bene, penso che anche lui stia finendo un pochettino le risorse offensive. Sai l'unico modo che ha per romperti ancora le scatole? Se riuscisse a mettere una torre sulla colonna H. Allora lì magari un po' di pressione continua a fartela, però penso che ha finito un pochettino le armi anche lui. D'altronde Mhm. avete cambiato due pezzi leggeri, vedi quando si cambia la posizione si appiattisce, quindi un ottimo Sì. metodo difensivo è cambiare i pezzi. Questo è ottimo. Per quanto mi riguarda, quando ho capito sto principio qui, che cambiando i pezzi, se tu stai soffrendo inizi a star meglio. Mm. Allora, la tentazione è forte di mangiarglielo. Lui si doppia. E che succede? Lo faccio. Ok. Lo faccio perché finora non vedevo debolezze nella sua struttura Ok, ok. e almeno mi dà un po' di conforto sapere che ha questo. Lui adesso può fare questa spinta. Può fare questa spinta e provare a venire qui con a dare matto con la regina. E secondo me è quello che farà. Quindi, visto che probabilmente farà questo, forse un'idea è di far andare qui la regina
Di chi è? Ah, è il mio, il tempo? Sì, Molto bene. sì, sì. Se io vado qui. Sì. Oh, bravo che hai trovato la casella più veloce in una sola mossa, perché potevi fare 40 manovre per arrivare lì, ma questa è in una sola mossa, giusto? Quindi a questo punto non può più spingere e se mangia, mangio sempre di pedone. Esatto, sì, ti mangerà, penso, al Ok. 99%. Ok, E poi ho la regina qui che che può rientrare in difesa. vuole entrare. Va bene. Che bello che sarebbe alzare il re, mettere una torre. E adesso finalmente iniziano ad esserci un po' di piani anche per noi, perché finora abbiamo giocato in difesa, cioè, che cacchio. Quello lo deve Questo... difendere, come lo difende? Beh, non lo so. Non credo che lo possa difendere, a meno che non faccia questa spinta Sì, qui, l'unica, però... l'unica quella. Penso che la faccia, perché comunque quello lì è forte. Cioè, se lui riesce a lasciarlo lì è forte. E a costo di indebolirsi, credo che la faccia, quella F4 lì. Quindi ti attacca la regina e devi scappare con la regina. Prova a pensare... No, non No. l'ha fatto. Allora, ti dico che dato che questa diagonale è proprio chiusa dal suo stesso pedone, io il re lo metto qui e vado qui con la torre. Ok. Ah, mm, Aspetta, perché ha fatto questa sì, spinta? posso dire che mi sa che gli è scappato il mouse. Cioè, secondo me, se io vuoi scrivere per sportività, perché... Anche se perdiamo tempo. Come si scrive? Sì, Miss miss click? click, sì. Vabbè, qui ci abbiamo una sportività, anche se stiamo morendo per il tempo, Sto perdendo per il tempo. in attesa della sua risposta. No, sai che secondo me lui vuole fare questa e Ah, sdoppiarsi ok, semplicemente ok, questi ok, pedoni? ok, ok. No, senti, li voglio molto bene, però io vado avanti. Che fra l'altro io, anche se mi mette questo qui, non glielo mangio neanche, perché tanto ho l'alfiere qui. Ok, ok, ok. Quindi non... vado avanti con... Adesso deve correre lui ai ripari. Ok, comunque col tempo vi siete avvicinati, eh? Ah, lui dice no, No, ok. guai, perfetto, cioè... Perfetto, perfetto. Sì, sì, lui vuole fare questa, tanto Vuoi poi cercare di se... aprire, di rompere un po'. se... Mm, mhm. Ok, sai che questo adesso glielo mangio? No, questo è protetto ancora. Sì, 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 me lo sarei preso anche prima, ti devo dire la verità. Finalmente si è sbilanciata la posizione, più uno, si legge un più uno. Più uno! Più uno. Dopo 26esima mossa. Più uno, Ok, sono questi 1000 punti. continuiamo solidi, che questa potrebbe essere l'ultima partita. Ok, lui ha mosso il re perché penso che voglia... Ok. Mm. Guarda cosa potrei fare. Questa e poi questa. Ok, teniamoci sempre sopra il minuto se riusciamo. Se mette la torre in H1? Ah, no, non mangio io, ovviamente. Quindi veloce, non so cosa fare. Va bene, questa è una mossa che non fa niente, va bene, va bene. Premove torre per torre, magari lo farei, perché magari te lo fa lui adesso. Quindi così guadagniamo qualche secondo prezioso. Se non lo fa, che cosa può fare se non cambia le torri?
Lui vuole fare qualcosa con questi pedoni, ma Può essere, può essere. non ho la più pallida idea di cosa. O semplicemente voleva... Ok, ha mosso la torre. Quindi mettere un doppio attaccante qui. Ne avrebbe due, però... Guarda, facciamo così. Va bene, un'altra mossa anche qui che gli passi la palla. Sai che forse metto... No, regina qui non lo posso mettere. Regina qui. Allora, regina qui e poi alzo con questo pedone. Questo è già carina come cosa. Già che qui sbilanci tutto, cioè nel senso sappi che nel momento in cui apri lì, crei contatto con quei pedoni, sbilanci molto, eh. Però, nel senso, se uno vuole puntare a vincere, deve fare anche qualcosa. Ok. Se ti cattura il pedone, Ricatturo. ok. Vuoi fare premo? Esatto, esatto. Ecco, è fondamentale, guadagnare qualche secondo. Se muove la torre a caso da una parte, Alzo. ok, Cioè, ok, vai dritto per la tua purtroppo... strada. Ok, ok, ok. eh, Va bene, va bene. È vero che lui mangia un pedone, io gli mangio un pedone alla fine, però gli do intanto uno scacco e poi Beh, se arrivi lì... sarà più brutto avere una regina qui che non... Sì, 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 se arrivi lì, secondo me, non dico che è fatta, ma... Magari mi mangiasse la torre. Questa fa? Mm. Però qui perde un pedone, perché se li mangio qui, tic, tic, e prende pure uno scacco. Bravo, Quindi, bravo, sinceramente... bravo, bravo. Approfittare degli errori, anche con poco tempo, bravissimo. E qui c'è la colonna H tu adesso, eh. Adesso è un casino. Ok, qui ho anche un più 2, quindi se dovesse fare... se dovesse rimanere sulla riga 2, Sì. forse uno scambio di regine. Non lo so. Poco tempo. Poco tempo. Non mi viene in Vai, mente gioca altro. semplice. Dico che questa idea mi piace. Ok. Ho quasi tutti i pedoni. Sì, lui proverà a difenderlo. Sì, probabilmente. Ok, forse adesso devo andare un pochino anche avanti con il re. E soprattutto questo alfiere. Beh, certo. Però io forse ho questa. Carina, carina. Lui che fa? Bravo, Vieni alza la qui. torre. Mamma mia, le idee stanno finendo. Vai, siamo in un finale a tutti gli effetti. Che principio c'è nel finale? Centralizzare il re? Sì. Semplificare in questo caso anche? Se riesci a semplificare è tanta roba ancora. Cioè, se riesci a scambiare le torri, un paio di alfieri, o c'hai tu il più due, quindi, cioè, fino a prova contraria, lui deve dimostrare che deve rimanere in vita. Quindi, se tu giochi solido, tranquillo, dovrebbe andare a finire in un solo modo. Mm. Quindi, gioca solido come hai sempre fatto per tutta la partita. Allora, per esempio, questa e questa, lui mangia e io mangio qui. No, perché c'è Bravo, la scoperta. bravo. Quindi forse qui lui mi dà uno scacco adesso. Se mi dà uno scacco mi tocca andarmene qui dietro. Va bene, va bene. Se spinge si indebolisce la posizione. Tu pensa sempre questo. Ogni Sì, spinta che fa è un indebolimento della posizione. Quindi, se spinge, vado dietro, però poi ha un esatto, c'è pedone il da pedone difendere. debole. C'è il pedone debole poi. Anch'io però qui ho un pedone debole. Sì, però non è mai stato mosso. Quelli mai mossi sono deboli, ma in realtà
In realtà no. Vai che te la fa, me lo sento. Chiama, Lo chiama sento con lo anch'io. scacco. Ok, No, ha spinto un altro pedone. ok. Perché lui vuole che io li mangi qui, lui mi rimangia e poi Sì, va qui, capito? sì. Capito com'è? Io alzerei questo. Alzerei questo che almeno è protetto dal re. Ok. 3 isole di pedoni. Ah, non l'avevo vista. Eh sì. Non l'avevo vista. Va bene, più uno. Non l'avevo vista. Ok, sì, se metti i pezzi sul nero non rischi nulla. Questa è la cosa che devi ricordarti. Finché c'è l'alfiere bianco, ricordati che le caselle nere sono molto importanti. Mira questo. E... Va bene, buona posizione per l'alfiere lì, buona posizione. C'hai tutti i pedoni sul nero tranne quello bianco che è difeso mm. dall'alfiere. Ok, mi verrebbe da mettere il re qui e provare Sì, il tuo finalmente re è a... posizionato 10 volte meglio rispetto al suo. Oh, nel finale il re vale 4 punti, quindi cioè Mm. mm, già solo per la tua centralizzazione migliore del re rispetto alla sua, in teoria questo dovrebbe essere un grande elemento di vantaggio. I pedoni sul nero che hai, è vero, sono un po' deboli, ma al momento non te li può attaccare. Sì. Lui col re non può neanche troppo Sì, muoversi. Aia, ok, l'ha fatto. Perché probabilmente sentiva che stavo per sì. bloccare col re. Ok, pedone bloccato. Allora, se scendo qui con la torre, lui che fa? Può minacciarmi qualcosa? Non credo. Ah, doppio attacco lì. Uh, sai che forse qui scambio delle torri e poi perdo quel pedone e lui perde questo. Mamma mia. Mamma Va mia. bene, va bene, va bene. È un cambio di pedoni, tu c'è sempre il più uno. E in più, che cosa ti si viene a creare? Questo, sì, sì, è questo che ho visto, che Ok, ok, ok. Niente, non è andata aveva così. questo, non è andata così. E... Sì, 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 va bene ripetere le mosse, va bene, eh? Non troppo, sennò poi si va in parità, però va bene ripetere qualche volta le mosse. Va bene, nervi saldissimi. Siamo già a 47esima mossa, quindi sta già durando più del previsto. Ah, vuole pareggiare lui. Terribile. Uh, se io prendo questo così. Allora, io prendo lui, mi può dare uno scacco? No, si prende questo semplicemente. Senti, non... Ok, non c'è tempo per pensare, adesso sale su con l'alfiere. Ok, forse li scambierei gli alfieri. Ok. Forse li scambierei, sì. Ok, ora è difficile da valutare, però può succedere qualsiasi cosa. Ah, perché adesso me lo prende questo? Oppure no? Ok, così tieni, così tieni. Solido, ste, solido che... Purtroppo se perdi un pedone è ritornato in parità. Sì. Sì, sì, sì. Mhm.
Sì, mi aspettavo questa. Se io gli do uno scacchino qui, lui adesso dove va? Ah, che pesante, Vende cara la che pellaccia. pesante. Mamma mia. Sì, lo scacchino ci sta sempre bene. Il problema è che questo lo vedo male. Quello lo vedo molto male. Sinceramente lo vedo molto male. Ok, mi è piaciuta questa mossa di re. Questo salta. Quello salta, sì. Sto pensando a questo, a questa torre. Cioè vorrei che sia vicino al re, sinceramente, questa Ok. torre. Adesso mi minaccerà questo. Cioè se minaccia adesso, secondo me minaccia questo più che altro, perché questo è più pericoloso. Ehm, Però in realtà dal lato non è che lo può proprio tanto prendere. Quindi secondo me è più questo. E io a quel punto metto qui. Lui prende... No, l'ha fatto. Beh, secondo me perde tempo. Questa è un'altra. Se ti dà uno scacco, ok, niente. Ok, vuole prendersi questo, però a questo punto... mm, uff, penso mille volte questa. Sì, il pedone passato ha solo uno scopo. Eh, Quindi adesso ti darà qualche scacco cercando di romperti un po' le scatole. ma così... Adesso forse lui vuole Sì, anche avanzare lui con questa. cercherà di andare, Però sì. in realtà io ho questi due, o mi dà la torre, Sì, ti darà la torre, sì, sì, per forza. Bravo, premove. eh, Ok, giocatela bene. Bravo, 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 bravo. Ok, tutt'altro che finita, che lui c'è ancora quel pedone non ho che più attiva. pedoni, non ho più pedoni. Però con torre re si può dare matto, quindi... Sì. Ok, ok. Aspetta, Vai adesso tranquillo. è fatta. Partitone della Questo è vita, fatta. cacchio. Questo è fatta. Cioè, poi la patta non mi dà neanche un punto, eh. Un Vado zero, a zero. zero, Vai a zero. niente, manco la soddisfazione di... Muoio. Avessi avuto 10 punti in più di... Mamma mia, che paura. Lui avanza con quel pedone adesso. No, mai, mai, No, col mai. cavolo. Cioè, la patta me la guadagno, sacrifico la torre e ho finito. Mi sa che patta. Giocatela. Io devo fare tappa pipì, me la sto tenendo da miliardi di anni, arrivo. Tu giocatela perché... Quando torni è finita.
È andata male. Eccomi. Niente, niente. È Ok. fatta. Sì, questa è patta, sì. È fatta. Ok, sì. Cazzarola. Ok, qui ci vuole un po' di, diciamo, cazzimma dei finali. Ok, ok. Wow, bellissima partita. Terribile. Di che l'hai Non è fatto perché non possibile. vuoi finire la serie. Di Ah! forte. Voglio andare al mare. Ti richiedo il controllo. Che questa partita ha miliardi di insegnamenti da darci, miliardi, veramente. Io penso che tu abbia giocato molto bene. Molto, molto, molto bene. Comunque, cioè, il fatto che vinci coi 1100, patti coi 1000, questa era probabilmente vinta. Cioè, i 1000 ormai sono tuoi, non te li toglie più nessuno. Allora, abbiamo detto contro D4, impostiamo, e quello che hai fatto, cavallo F6 e 6, alfiere 7, arrocchi. Alfiere F4, quindi a mossa 2, alfiere F4, impostano il sistema Londra. Cioè questo è quello che ti chiedo di ricordare, che è uguale al colle, solo che l'alfiere è fuori anziché rimanere a casa. Come si gioca tradizionalmente contro il Londra? Allora, per coloro che hanno acquistato sull'Accademia di Mattascacco il corso London System KO, c'è un trucchettino che adesso non voglio rivelare, che mandi totalmente fuori i giocatori di Londra, perché i giocatori di Londra, così come i giocatori di Colle, vogliono andare in quelle posizioni lì, e quando vanno in quelle posizioni lì sono forti perché sanno come giocare, mentre con lo schema del corso li mandi fuori e impazziscono e sbagliano. Però tradizionalmente si gioca come hai giocato tu, con l'unica differenza che ti chiedo di ricordare è che l'alfiere non si mette in E7, non è che questa mossa ti ha fatto perdere, ma si mette in D6. Perché hai visto questo alfiere quanto ci ha rotto le balle che non ti faceva muovere la regina da nessuna parte? Cioè se tu giochi in Londra senza contrastare quell'alfiere è immortale. Questa è la cosa che ti chiedo di ricordare. Allora, a scacchi ci sono dei principi e poi gli stessi principi vengono annullati. Mi dici, guardando questa posizione, alfiere buono, alfiere cattivo del bianco e alfiere buono, alfiere cattivo del nero. Mhm. Chi Quindi sono? l'alfiere buono mio sarebbe il nero, Bravo, questo è buono. e quindi in teoria me lo dovrei tenere, e il suo cattivo è il nero, Bravissimo, quindi in bravissimo. teoria lo dovrebbe dare. Bravissimo, bravissimo. Allora, questo si chiama alfiere cattivo ma attivo, perché sarebbe cattivo totalmente se fosse all'interno della catena di pedoni. Così è cattivo come nel colle, diciamo. Però poi nel colle giochi a 4, quindi questo si libera. Questo è sì cattivo ma è attivo, cioè è veramente attivo. E proprio dalle esperienze, penso che anche in questa partita si è visto che se non gli togli questo non ti fa giocare. Cioè non hai visto che c'avevi poco spazio, non sapevi più cosa fare. Questo è il problema. Cioè proprio Mhm. questa partita ci ha insegnato che nel Londra questo alfiere deve andare via. Tant'è che molti usano la manovra cavallo H5 per cercare di mangiarlo subito, manovra che non si può fare perché l'infame sa molto bene che questo alfiere è forte e non ha giocato cavallo F3, perché cavallo F3 ti permetteva di andare lì col tuo cavallo, ma adesso non puoi perché c'è la regina che te lo Mhm. impedisce. Quindi è stato molto furbo a giocare solo con gli alfieri, perché il gioco solo con gli alfieri non ti permette questa manovra che ti permette di prendere questo alfiere. Quindi se fosse stato un giocatore normale ti avrei detto se ti fa magari subito questa, magari forse puoi evitare di dare il tuo alfiere buono, puoi giocare subito questa. E questo alfiere è andato, perché per esempio, cavallo H5, se va qui è andato. Mhm. Se va qui, penso che andrà molto presto. E l'unica che può darti qualche rogna è se va qui. Però penso che alla brutta, penso che togli la regina H6, anche a costo di fare G5, questo va via. Però, ripeto, si va in situazioni molto complicate. Lui è stato comunque molto bravo a tenersi quell'alfiere per tutta la partita. E qui, diciamo, la nostra mossa standard che
99 casi su 100 va sempre bene. In questo caso, diciamo, è un po' impreciso perché gli lascia libero questo. E quindi abbiamo sofferto tutta la partita per quello. Però abbiamo imparato una cosa nuova, no? Non lo sapevamo. Certo. Cavallo, ecco, adesso forse su cavallo, se tu sai che questo è immortale, forse adesso questa ci sta molto bene. Perché qui perde l'alfiere, perché ovunque va, perde poi quell'alfiere. Mhm. Questa adesso sì, era la mossa degli Cellode. Però, se tu sai che su Londra questo è l'alfiere più forte, glielo vai a beccare con un piano di gioco, ma se non lo sai, non lo puoi sapere. Quindi questo alfiere qui in realtà è il suo migliore. Ok, tu giochi a Rocco e lui gioca subito H3, perché sapendo che questo è il suo alfiere migliore, adesso su questa c'ha la casa di Mhm. fuga. Capito? Sì. Quindi lui sapeva molto bene i principi del Londra e ha giocato seguendoli. Cavallo BD7, B6, sì, sono d'accordo che forse C5 subito era meglio di B6, ma va bene, hai giocato bene, hai giocato bene, e qui non sapevamo già un pochettino più cosa fare, ti ricordi? Perché la donna che non riusciva ad uscire, l'alfiere che non riusciva ad uscire, perché? Perché c'è lui che è l'immortale. E di conseguenza abbiamo fatto una mossa qualsiasi, donna C8, non mi piace questo raggi X, sono certo che se attiviamo la valutazione, qui siete circa pari secondo me. Esatto, siete pari, questo è pari. Dopo questa forse vedrai la barra del bianco un attimino, da più 0,10 a più 0,30. Ripeto, non è che perdi con questa mossa, è sempre parità, ma questo raggi X lo valuterei. Ecco, tutto qui. Quindi, ripeto, non è la mossa che ti ha fatto... Qui siamo andati d'attesa un pochettino tutti e due. Qui hai tolto l'alfiere per fare questo piano di, tra l'altro, di cambiare l'alfiere. Quindi ti eri reso conto che questo alfiere era forte. Quindi mi è piaciuto che hai trovato questo piano. Lui ovviamente il suo piano è quello di darti matto qui e ha cercato di romperti le scatole in tutti i modi possibili. Qui giochi questa, cattura, 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 ok, e qui viene con questo cavallo qui che ovviamente non si poteva prendere come dicevi tu perché in caso di cattura toglievi il cavallo, ti entrava qui e c'erano spiacevoli conseguenze. Quindi hai giocato alfiere di 8. Allora, qui se non mi sbaglio volevi mettere l'alfiere in fianchetto, giusto? Mhm. Questa era l'idea. E ci metti 1, 2, 3, Ah, 4 tre. mosse. Tre mosse dall'alto, giusto. Bravo, bravo. Ecco, risparmiare tempi è fondamentale. Alfiere di 8. Qui lui aveva una buona mossa, probabilmente non si è reso conto neanche lui, ma se alla prossima faceva questa, aveva 3 attaccanti qui e 2 attaccanti qui. Qui perdevi qualcosa matematico. Ah, Si faceva questa. Quindi se ci domandavamo perché ha fatto questa mossa, perché vuole venire qui, probabilmente avrei giocato un torre F, così se arrivava qui questa minaccia non mi faceva più paura perché c'era la torre che teneva. Torre per 2 pezzi leggeri, abbiamo detto che è buona per noi. E se veniva qui per attaccarti qui, avevi il tempo per prendere provvedimenti qui sopra. mm. Però per fortuna, anche loro sbagliano. E quindi ti fa questa mossa sempre per cercare di deviarti, ma tu ovviamente lo vedi. G6 salva tutto. Bene. Qui arriva appunto questo tipico piano per cercare di rompere un po' questa struttura. Va bene, va bene, va bene. E qui arriva a cavallo. Allora, io ti dico che questo cavallo non l'avrei mangiato, però voglio vedere il motore perché non è che è sempre giusto quello che dico. Perché comunque abbiamo tutti i pedoni sul bianco e diciamo, l'alfiere di fianchetto è un ottimo difensore del re. Non so se l'avrei catturato anche per questa doppiatura, perché poi lui si doppia i pedoni. Vediamo cosa dice il motore perché sono curioso. No, seconda scelta alfiere per E5. No, in realtà sì, si può catturare. Ok, prima scelta F5 che non avrei mai fatto neanche sotto tortura. Penso che avrei fatto una mossa come, boh, donna G5. No, donna G5 forse però ti entra nelle retrovie. Vediamo un po', donna G5. H per G6, H per G6, F4. Boh, no, comunque è buona, è buona. No, hai fatto bene a catturare.
alfiere per E5, catturato, doppiato i pedoni, donna G5, qui bravo, qui vedevo che stai vedendo manovre così, ma alla fine hai visto subito quella più incisiva, che è questa, ottimo. Catturi, catturi, qui stai da Dio. E qui appunto mi aspettavo F4 per non perdere il pedone, a costo che si sarebbe indebolito qui, e quindi qui sicuramente donna G3 per fare pressione su questo punto, però gioca F3. E quindi sì, qui forse andava preso subito, perché dopo questa mossa che fai, che è ottima, gli è dato il tempo di accorgersi e di fare questa, che non se n'è accorto ancora, buon per noi, e quindi qui arriva il +1. +1, bene, tutta da giocare ancora la partita, però c'ha il controllo della colonna, e qui ti dico, è vero che se catturi poi ce l'ha lui la colonna, ma è anche vero che poi tu ci puoi mettere un'altra torre, quindi se il +1 ci fa comodo, questo era un buon modo per semplificare. Così, così, così. Avevi semplificato parecchio la posizione senza le torri. Però anche l'idea di tenerle in gioco sbagliata non è. Ecco, forse io, fifone come sono, avrei semplificato, però non è sbagliato. Vediamo il motore, prima linea. Infatti anche il motore gioca con le torri in gioco, quindi va benissimo. Alfiere C6, ottimo. Lui muove un po' la torre, tu muovi un po' la torre. Qui lui sbilancia, vedi che qui è iniziato a impazzire. Qui ha sbilanciato questo pedone, è diventato debole, quindi ottimo. Ottimo, qui trovi questo piano d'attacco. Lui muove la torre, errore, e qui cade il secondo pedone. Bravissimo, con 1 minuto che l'hai visto. Ottimo. Qui si può giocare in 1000 modi, come dici tu. Puoi non cambiare le donne facendo pian piano, giocandolo, oppure cambiando le donne, come hai fatto tu. Valutazione, secondo me, molto buona per il nero. Ok. Qui mi sentivo abbastanza sicuro col Sì, 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 +2, sì. Ah, qui hai, però con più stru- tempo forse l'avrei vinta, però qui hai così. struttura pedonale perfetta, mentre la sua è... Questi due sono deboli, questo è debole. Hai la colonna, perché adesso ti prendi la colonna, quindi hai tutti gli elementi, e l'alfiere che in un niente diventa attivo, quindi... Ah, ecco, scusami, ecco, qui te lo volevo dire, non te l'ho detto in partita. Qui hai giocato subito, ovviamente, con 1 minuto, torre H8, però c'era di meglio, vediamo se riesci a dirmelo. Ah, c'era l'infilata Bravo. dell'alfiere Bravissimo. a 4. Infatti lui toglie subito il re perché se n'è accorto dopo di questo. Lì era finita. Lì qui era finita davvero, perché anche se comunque prendevi solo la qualità, però con una torre contro alfiere è vinta. Ok, quindi giochi torre H8, lui si è reso conto subito di questa e quindi toglie il re. Arrivi giù, forse uno scacchino, prima di attaccare quei piedi, uno scacchino, forse ci stava, ma qui attacchi... Sì, ecco, una cosa molto importante, un principio molto importante, te ne sei reso conto anche tu, le torri attaccano meglio da dietro i pedoni che lateralmente. Questo è un attacco laterale, Mm. che va bene, cioè va benissimo, però appunto, come hai visto, lui riesce a difendere, e anche con questa lui riesce comunque a difendere. Dall'attacco da dietro, per esempio, scacco, così sei pronto a posizionarti dietro i pedoni, lui va via da qualche parte. E adesso attacchi da dietro, tipo così. L'unico modo che ha per difenderlo credo sia spingere, Mhm. e adesso attacchi E da lì, dietro questo. sì. E adesso la sua unica difesa credo sia questa, ma adesso perde il pedone. Quindi da dietro. Quindi le torri, quando devono attaccare i pedoni avversario, da dietro. Quando devono supportare i tuoi pedoni in fuga, da dietro. Sempre dietro. Le torri dietro. Immaginati quelli in discoteca, gli appoggiatori che vanno dietro le ragazze. Le torri. Sempre dietro. Che stanno bene dietro. Infatti, se tu ti ricordi questo principio, giochi bene. Ok, quindi ritorniamo alla realtà. Torre H3. Lui mette la torre, scacci la torre, tiene, e qui centralizzazione del re. Centralizzazione del re, secondo me valutazione sempre stravinta, esatto, perché c'è il re stramesso bene. Andiamo avanti.
B per C5, B per C5. Sì, qui si sta un pochettino destabilizzando. Ecco, questa non mi è piaciuta perché ha indebolito la posizione. Allora, quando sono in catena abbiamo detto che sono forti. Questa qui ti ha reso il pedone debole, infatti poi lo perdi. Quindi non fare spinte, cioè è lui che deve dimostrare che deve sopravvivere. Quindi qui se ti dico, se tu avevi visto questa, perché è questa che avevi visto che ti faceva paura, e ti dico anche che sono d'accordo, sai che non avrei fatto assolutamente nulla in questa situazione? Avrei fatto magari, boh, questa credo. Così se mi cattura posso scegliere se andare di pedone o d'alfiere. Cioè, avrei fatto giocare lui, perché io sono sicuro che questa struttura è solida e l'unico punto debole, come dicevi tu, è questo. E come me l'attacchi questo? Cioè, si deve aprire questa colonna, ma se io non te la faccio aprire, non me lo potrai mai attaccare. Quindi sono in una botte di ferro, capito? E soprattutto con un minuto sull'orologio, io devo essere sicuro che il mio unico punto debole è questo. Quindi o mi arrivi in qualche modo con un alfiere qui dietro, ma sono io che non ti faccio arrivare, o mi arrivi in qualche modo con una torre qui dietro, ma sono io che non ti faccio arrivare. Quindi qui solido. Se proprio vuoi fare un'altra mossa, vado con re sul nero. Poi se avesse alzato anche questo, ma sono tutti indebolimenti, tutti a nostro favore questi. Quindi F6 purtroppo indebolisce questa e qui si prende un pedoncino. Vediamo valutazione a questo punto. Ok, sempre vantaggio interessante del nero. Torre G3 attaccando l'alfierino. Ok, alfiere qui, secondo me qui stavi bene. Ok, qui ripetete un po' di mosse. Ok, siamo arrivati a questo punto. Finalone. Finalone, 3 pedoni contro 2. Come me la valuti questa posizione? Se non ci fossero le torri la vincevo, però con le Mm. torri... Allora, ehm, che cos'hai tu che non ha lui, a parte il pedone in più? Eh, il re centralizzato Recentralizzato e e il pedone passato. pedone passato. Quindi regola quando si ha un pedone passato è spingilo, fregatene, spingilo. Questa cosa qui ti dico, quando l'ho capita mi ha svoltato, perché cioè, il pedone passato è una regina a tutti gli effetti. Quindi qui il piano era, boh, ok, se riesco a salvare questo bene, come hai fatto tu, però poi tolgo il re, spingo, 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 qualsiasi cosa lui faccia. Vediamo quel motore come prima scelta cosa fa. F5, seconda scelta, prima scelta C4. Su C4 però non arriva lo scacco e si prende subito. Non c'è questa? Scusami. Ah, ok, perché poi c'hai già la strada. Ok, 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 va bene. Vediamo invece la partita come è andata. Cerchi di tenere. Ecco, questo qui non so se avrei giocato per tenerlo, avrei fatto sempre questo piano qui. Ok, giustamente uno cerca di fare qualsiasi cosa per tenerlo. Ok. Ok, qui ancora una volta forse questa è questa. Vediamo il motore cosa dice. Sì, Re G3. Re G3 o E3 è uguale. Anzi, G3 è meglio perché non ti arrivano gli scacchi da dietro. Re G3 e qui vai a promozione. Eh, Torre G2. Giusto, giusto, così crei la via di fuga. Questo è stato il momento in cui ho capito che dovevo spingerlo. Giusto, sì, qui devi solo spingere, cioè veramente questo, questo, questo. F5, prima scelta. Ha già pari secondo il motore qua. Wow, wow. Eh, Torre di 2 purtroppo perdita di tempo. Bravo che spingi. Allora, qui c'era la vittoria. La sto vedendo adesso. Porca vacca. Porca vacca. Porca vacca. Dimmi come si vince qua? Come vince il nero matematico?
Perché qui sei andato a promozione. Mi sembrava una buona idea andare a promozione perché mi ha dato la Sì, torre, sì, ti dà la torre, sì. però il suo pedone era troppo avanti, Sì. quindi forse bisogna fermare quel pedone. Forse torre in C2, Ok. No, come? Siamo stati disconnessi, non possiamo più muovere? Ah, ok. torre in C2? Ok, aspetta, Non stavo so. calcolando. Così, così. Ah no, no, forse sai che ho visto fantasmi, scusami. Io stavo vedendo questa, magari sono fantasmi, eh. Scacco e poi metto la torre qui davanti, vado a promozione con la donna davvero. Ah, Però magari sto certo. vedendo fantasmi, fammi vedere se ce la facciamo col tempo. Perché magari non facciamo in tempo. No, ma io credo di sì, credo di sì. Credo che facciamo in tempo. Sì, sì, siamo in tempo. Ok, qui credo che questo si riesce a fermare tranquillamente, anche solo con donna qui. Quindi andare con la regina sapendo che te la dà per la torre va bene, se riesci addirittura a... E come dicevamo, le torri stanno bene dietro i pedoni, sia che li sostengono, sia che dobbiamo attaccare i pedoni avversari. C'erano mille modi per vincerla. Vabbè. Ok, vediamo solo quando sei rimasto con i due pedoni se era patta uguale, perché questo non te lo so dire. Valutazione? Pari, ok. Per il motore è già pari. Vediamo se lui ha fatto qualche cappellata che in qualche modo poteva darti qualche... Ok, no, niente. È sempre stata pari. Sì. Sì. Niente. Ai 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 ai. Ok, quindi questa partita con Londra ci ha insegnato di ostacolare questo alfiere Alf- qui tutta Sì. la vita. Se riusciamo a fare questa manovra qui e glielo catturiamo, meglio ancora così noi ci teniamo il nostro alfiere buono. Se non riusciamo a fare questa manovra qui, alfiere che deve contrastare il suo. È brutto da dire che perdi questo alfiere e poi ti rimane il suo alfiere bianco che abbiamo visto, ti rimane il suo alfiere bianco che alla fine non ha fatto quasi nulla per tutta la partita, però è molto più importante ostacolare questo qui perché non riuscivamo a giocare noi con i nostri pezzi. Quindi abbiamo imparato questo e che altro abbiamo imparato? A fare mosse d'attesa. E boom, qui in realtà abbiamo fatto purtroppo tutta una partita in difesa, ma non è una cosa brutta, eh? Cioè a volte è una partita è tutta in difesa. Siamo sopravvissuti al suo attacco e una volta sopravvissuti, egregiamente, oserei dire, è arrivato il famoso più uno, poi il famoso più due e qui dicevamo a questo punto della partita, cioè per il motore già stravinta, eccetera, però poi bisogna sempre poi medesimarsi. Poi il problema è che da qui in poi, cioè, tu hai giocato da mossa 27 a 70 con un minuto sull'orologio? Cioè qui avevi un minuto? Mm. Quindi bel casino, bel casino. Adesso da Sì, qui dimmi, scusa. vedo anche il pedone in G3, qui era attaccabile se mettevo la Sì, torre. sì. Ma scusa, aspetta, adesso tocca a lui. Ok, no, perché o Ah, se ok. no dicevo, se no c'era questa. Sì, 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 sì. Ok. Sì, abbiamo avuto qualche opportunità più avanti con Alfiere l'infilata lì, con questa qui. Quindi c'era questa qui. Però, vabbè, saremo dei grandi maestri, no? Se ogni imprecisione la andremo a cogliere, no? Quindi ci sta, ripeto, un minuto sull'orologio, cioè hai giocato veramente 30 mosse con un minuto sull'orologio, sei stato eccezionale, cioè l'ansia, la tensione ti fa fare le cazzate, quindi è normale.
normale. Sì, qui appunto il piano era pedone passato, spingi solo il pedone passato e se riesci a metterci la torre dietro e poi lo spingi in serenità, perché c'è la torre che lo difende e quindi tutto qui. Torre dietro i pedoni. Sì. Bello, mi è piaciuta comunque. Molto Però, bella, è stata bellissima partita. e se invece tu dicessi al videomaker di tagliare questa partita e lasciamo quella che ho Quella vinto che mi... per il tempo e la chiudiamo qui? Ragazzi, questo è un grandissimo, lunghissimo complotto che ci state facendo per non farci arrivare alla soglia. Ho assaggiato i 1000 punti comunque oggi, per un minuto ho avuto 1000 punti, non Ma non è che era uno dei nostri che voleva farci vincere, quello... indiano. Sì, l'australiano, cos'è che era? Ah sì, è vero. Sì, sì, sì. Va Che bene. roba. Dai, dai, comunque, ripeto, te l'ho già detto, ma lo penso sul serio, vedo una maturità di gioco grandissima, cioè strutture pedonali sane, sempre sane, posizionamento sano, gioco solido, poco rischio, cioè è così che si gioca. Quindi Va bene. dobbiamo solo attendere la prossima partita. E sarò col bianco a questo punto perché non mi gioco. Dai, che cacchio. Dai. Va Va bene. bene. Ste, Christian, grazie mille. grazie a te e alla prossima chiudiamo la serie. Non voglio scuse. Ragazzi, commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate e se state soffrendo insieme a noi, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti.